serata di festa qui al Circolo Ricreativo di Cintolese per la festa delle società ciclistiche toscane. C'è anche praticamente in programma il calendario delle gare, però riconosciamo che il momento clou sarà quello dedicato alle premiazioni dei giovani atleti che si sono estinti nel 2016, anche se ormai siamo nel 2017, ma comunque i protagonisti dello scorso anno sicuramente riverremo nuovamente protagonisti anche nel 2017. Alessandro Beccherucci, ancora nel Comitato Regionale del Federciclismo, ecco, con quali obiettivi ti riaffacci a far parte di questa struttura? Prima di tutto nel rispetto delle società che mi hanno votato e delle società che ho visto così presenti e alle novità che sono state fatte all'interno del Consiglio regionale. Il Comitato regionale ha cercato di cambiare un po', di avere un po' di cambiamento e fortunatamente quelle persone che per ora l'hanno guidato a livello di commissioni hanno compreso, hanno capito che questo cambiamento era necessario. Devo fare i complimenti a Alessandro Dolfi che è sempre stato un cardine del Comitato regionale sulla struttura tecnica. Ha accettato insieme con Buggiani di coordinare questa attività, ognuno con i propri compiti, ognuno con le proprie responsabilità, sempre in quell'idea di migliorare il ciclismo e quest'idea di grosso cambiamento. La Mannori purtroppo l'abbiamo persa, tra virgolette, perché la Mannori avrà sicuramente una storia che si merita, una storia di evoluzione nella tecnica e in quello che lei riesce a dare e a conoscere. Ha indicato la Bottoli come sua persona che gli verrà dopo, con un altro grande gruppo di persone che fanno parte della commissione tecnica. Si potrebbe parlare troppo, Stefano. Poi c'è da dire anche comunque, Alessandro, che anche a livello nazionale il ciclismo toscano ha avuto dei bei riconoscimenti. Se Dio vuole sì, citiamoli. Il più importante, poi sono emozionato perché ero a Rovereto come responsabile della delegazione toscana e aver visto che il nostro amico Ciucci, grandissima persona a livello nazionale nella commissione giovanile, è stato il primo eletto dei consiglieri federali, una grossissima soddisfazione. Il capire che la Toscana finalmente ha il suo ruolo a livello federale, con una persona che sa esattamente come comportarsi, come parlare e come esporre i problemi del ciclismo toscano. Ma non è soltanto questo, abbiamo avuto l'opportunità di avere Fortini, che è il presidente della Commissione regionale giovanile, che farà parte della Commissione nazionale. Abbiamo lo Iannelli, insomma abbiamo avuto una grande soddisfazione anche a livello nazionale. Toscanità a livello federciclismo italiano. Se Dio vuole, il riconoscimento di quello che la Toscana dà. Lasciamo perdere il 2013 campionati del mondo, bellissima esperienza, però mancava davvero questa forza all'interno del Consiglio federale, con questa voglia di creare. Ci sono tantissime cose, ora Stefano bisognerebbe parlarne troppo perché... Ma ti chiedo solo una cosa per concludere, avete degli obiettivi sicuramente a livello del comitato regionale, ma uno in particolare che ti piacerebbe raggiungere in questo quadriennio? Sarebbe l'opportunità di chi passa dalle categorie junior alle categorie dilettanti trovasse società. Quello che è il problema. Non dipende dal comitato regionale, però può essere un'iniziativa, se ne stava parlando proprio l'altra sera, partire dall'attività giovanile, seguire queste società, riuscire a dare a queste società quello che si meritano, quello spazio che meritano. Non si può pensare che a un certo punto il mondo del ciclismo finisce a una categoria, perché se non si parte dall'inizio e non si fa una politica seria sportiva non servirà mai avere i grossi campioni che non ti dico i nomi, li conosci meglio te di me. E questo è quello che spero che accada, con quest'idea di novità e voglia di crescere. Stasera a questa festa del ciclismo pistoiese c'è un ospite importante, perché direi Maurizio Ciucci in quel di Rovereto ha avuto un bel riconoscimento. Ricordiamo di cosa si è trattato, Maurizio. Sì, c'era l'assemblea nazionale in cui c'era le votazioni per il presidente, i vicepresidenti e consiglieri federali, dove qualcuno è stato il più votato. Sì, è stata una bella... Chi era questo? Sono io, come ben sai, però è stata anche per me una sorpresa, è stata una bella cosa. Sicuramente il lavoro infatti in questi 4 anni a livello nella Commissione Nazionale Giovanile
mi ha dato il modo di conoscermi, di lavorare con serietà e attaccato a questo sport. Ecco, si dice sempre che ci sono a volte dei giganti con i piedi d'argilla. Il ciclismo giovanile sono i piedi del ciclismo, se non si cura per bene il ciclismo giovanile poi crolla il gigante. A che livello siamo? Perché ci sono molte critiche non sul settore giovanile, ma su come viene gestito un ragazzo che a 6 anni inizia a fare ciclismo e poi casomai arriva a 14 o 15 e smette. Dov'è il problema grosso? Ma guarda, il problema grosso ce ne sono tanti. Purtroppo abbiamo accelerato tutti i tempi, c'è troppa attesa verso questi ragazzi, c'è il fatto che quando uno arriva da giovanissimo ad esordiente c'è questa voglia, no, di dire ma già un cambio di attività, no? Sono sempre ragazzini, finale da allievi è sempre uno sport che fa bene a tutti e qualunque sia lo sport. Il ciclismo è un bello sport che non prepara solamente all'attività sportiva ma prepara anche a una gestione di vita, a un modo di muoversi sulle strade, quindi comunque va dal ragazzino e porta sempre qualcosa, un bagaglio di esperienza. Le cose sono tante, il ciclismo è uno sport un po' di sacrificio difficile, per fortuna hanno iniziato a capire che ci sono tante specialità e le opportunità ci sono un po' per tutti. Il BMX nel futuro sarà uno di quelli che ci sarà un grosso sviluppo. BMX mi ricordo, conosco bene per motivi anche di lavoro gli amici australiani, uno come Cadel Evans è iniziato, ma anche Robbie McEwen è iniziato col BMX, qui in Italia forse si sottovaluta, però diciamo, ecco, tornando al discorso delle categorie giovanili, parlando io spesso con addetti ai lavori c'è chi dice proprio i giovanissimi no, una categoria che non va bene, altri dicono sono gli juniores che non va bene, ma non è che veramente forse non hanno capito le funzioni, come si diceva prima, di queste categorie, perché i giovanissimi c'è chi dice che già fanno agonismo, in realtà non dovrebbe essere così. Ma sai benissimo che dove si mette un numero e dove c'è qualcosa, il ragazzino, ma anche nel gioco semplice di tutti i giorni. Però ti posso dire questo, che nelle ultime 38 medaglie, diciamo le 50 vinte della Federazione Ciclistica Italiana, 38 medaglie, togliendo il paraolimpico, diciamo che sono partite dall'attività giovanile, di cui 32 dall'attività dei giovanissimi. È naturale che se noi questi ragazzini li chiediamo troppo, li facciamo essere troppo importanti, li rendiamo difficoltoso sia l'ingresso e sia l'attività, naturale che si stufano presto, però diciamo che ormai si parte da lì. Una responsabilità di certe situazioni però è anche delle famiglie, dei genitori, non è tanto ascrivibile alla federazione ciclistica. Ma guarda, tutte le federazioni ormai si rincorrono, c'è il rugby che parte da 4 anni con l'attività, quindi questo è già un po' un problema a livello di sport. E il ragazzino è naturale, il genitore poi magari vede subito nel ragazzino quello che cos'è il futuro, già apre le porte a chissà cosa e tralascia il fatto che sta facendo dello sport, lasciarlo tranquillamente, altrimenti a 13-14 anni questi ragazzini smettono e non sono più inseribili in altri sport perché tutti iniziano molto presto, quindi la specializzazione è molto avanzata in tutti gli sport e sono ragazzini che abbandonano per sempre lo sport e questo è l'errore più grosso. Ultima domanda, qui c'è una eccezione, ma non è poi tanto rara, che conferma la regola. Stasera è premiato Mattia Bevilacqua, un ragazzo che ha vinto tantissimo nelle categorie giovanili e ora si ritrova campione italiano degli juniores. Certo, sicuramente, ma infatti non ci sono regole in queste cose. Ci sono i ragazzini che riescono a pedalare, lasciandoli tranquilli possono dimostrare quello che valgono. Chiedendogli quello che non possono dare si stufano e abbandonano lo sport. Ma credo che sia un po' un problema di tutti gli sport. Ospite di questa festa del ciclismo pistoiese è Paola Nanni, praticamente rappresenta il CONI di Pistoia e voglio chiedere una domanda che è un po' retorica, ma nella ipotetica graduatoria di importanza come sport all'interno del CONI Pistoia, che ruolo può rivestire il ciclismo? Allora, non mi piace rispondere su una graduatoria di merito perché reputo che tutte le discipline, quello che ho voluto marcare anche nella mia premessa è che sicuramente il ciclismo per la provincia di Pistoia rappresenta un marchio proprio di tessuto perché caratterizza proprio il nostro territorio. Ne sono, credo, esempio e portabandiera tutte le iniziative e gli eventi che hanno avuto anche evidenza nazionale. Quindi c'è e questo tessuto devo dire che negli anni, anche con le difficoltà economiche che non tralascio perché molte società
con i bilanci è normale che abbiano avuto con l'andamento stesso della crisi che ha attraversato tutta la nostra nazione, si sia anche ripercossa tuttavia io noto che in questo territorio, soprattutto anche in quello dove in questo momento siamo ospiti, che è la Val di Nievole, la tradizione consenta questa forma di salvataggio, no? E quindi è bello come stasera aver raccolto un pochino tutte le forze, da quella appunto della dirigenza a quella dei tecnici e agli atleti, perché ognuno col proprio contributo, credo, e l'auspicio anche del comitato è proprio questo, perché a livello provinciale il vivaio dei giovani è fondamentale, perché se no si ferma la performance, ma si ferma anche, e quello che per noi è importante, l'agonismo, quindi la sfida al risultato. Queste forze quindi convergano, continuano a convergere e soprattutto l'ottimismo di non perdere fiducia, e come si è detto stasera, con l'unione, questa è tutta un po' come dire una raccolta rappresentativa della nostra provincia di Pistoia, possiamo ancora aspettarci buoni risultati. Ecco, una cosa è stata detta da un ospite d'onore stasera molto bella, l'ho trovata, poi vorrei che la commentasse perché anche lei ha praticato il ciclismo. Rivolta ai giovani ha detto: un modo per convincere a praticare il ciclismo è che siete tutti protagonisti, nessuno di voi, a differenza di altri sport, finisce mai in panchina. Esatto, io ho voluto sottolineare quella che è il tratto distintivo di una disciplina come questa, dove vede la resistenza come la protagonista, quindi quell'atleta che si educhi a saper resistere intanto alle insidie stradali, perché questo è un primo aspetto, ma poi un lavoro con se stesso, che vuol dire mettersi alla prova, a una fatica di resistenza, quindi una performance nel tempo. Io credo che strutturi davvero una capacità di resilienza, di capacità di resistenza, che sarà un patrimonio, credo, personale per tutta l'esistenza che seguirà. Stasera c'è festa qui al Circolo Ricreativo di Cintolese per il ciclismo pistoiese, ma dobbiamo inserire in questa festa anche Enrico Bartoli, tutti lo conoscete, perché proprio stasera ha avuto la notizia della riconferma al ruolo di giudice unico regionale. Una bella soddisfazione. Sì, è una soddisfazione, perché ciò dimostra che insomma, sono riuscito a fare un buon lavoro, quindi ringrazio in primis il comitato regionale che mi ha proposto e il Consiglio federale che ha confermato, ha ratificato la mia nomina, dimostrandomi la fiducia anche per questi prossimi 4 anni. Ecco, ultima cosa volevo chiedere, si è parlato stasera anche con molti addetti ai lavori dei problemi del ciclismo, un problema che tutti evidenziano e diciamo addetto ai lavori proprio per il proprio lavoro, è quello del traffico. Il traffico è un nemico pericoloso per il ciclismo? Sì, sicuramente sì. Io un po' per l'aspetto anche professionale invito un po' tutte le società a prestare la massima attenzione a questa problematica, quindi anche nell'organizzazione chiaramente a fare di tutto per dare la massima sicurezza agli atleti e a tutte le varie componenti. Chiaramente non è facile perché il traffico aumenta, le strade sono brutte chiaramente, diamo noia, diamo fastidio, siamo nella strada di domenica quando le persone vanno a divertirsi, vanno in giro e vorrebbero essere più tranquilli. Purtroppo noi siamo sulla strada in mezzo un po' a tutti, quindi dobbiamo un po' convivere con questa problematica, per cui l'attenzione alla sicurezza deve essere appunto massima e ripeto, le società devono fare di tutto, risparmiare sulla sicurezza sicuramente non serve a niente, ecco, anzi è molto pericoloso cercare di risparmiare sulla sicurezza, per cui il mio invito naturalmente è quello di fare di tutto per far sì che insomma, le gare riescano nel migliore dei modi a garantire una sicurezza per tutti, insomma, in particolare appunto gli atleti, con le categorie, a maggior ragione con le categorie minori, insomma, ecco, che sono ragazzi di 13-14 anni e inesperti a girare sulla strada, insomma, ecco. Domizio Spadi confermato all'interno
all'interno del Comitato Provinciale Pistoia della Federciclismo, è una conferma che penso era un po' attesa anche da parte tua, però c'è un rammarico, ne dicevamo appunto prima di cominciare questa intervista, che forse avreste voluto vedere anche un po' di novità di qualche altra persona che vi venisse a dare una mano. Sì, purtroppo il Comitato Provinciale è carente di persone che si vogliano prestare a fare questa attività, diciamo. E si è toccato riconfermare i nostri nominativi. Toccato è brutto, no? Ci è toccato, purtroppo continuare con questi nominativi che facevano parte anche negli anni vecchi, e tireremo avanti altri 4 anni, poi tra 4 anni vedremo, cercheremo di fare il possibile per stare dietro un po' alle società, alle società che organizzano gare, vedremo un po'. Tu nella veste anche di motostaffetta devi fronteggiare ogni gara quel grosso problema che è il traffico, che però è un problema comune anche per chi si allena, per i ragazzi, per tutte le società, ma si può sconfiggere questo mostro, se vogliamo, perché in certi casi veramente danneggia sia l'attività sia proprio anche la competizione. Ma diciamo sarà dura sconfiggere questo. Il problema del traffico sarà sempre un problema purtroppo inerente alla sicurezza dei ragazzi, e io credo che sarà difficile poter continuare a fare quelle gare che finora si sono fatte. Vanno sicuramente ridotti in percorsi più corti, in circuiti da ripetere più volte, ma pretendere di fare delle gare in linea come veniva fatto diventerà sicuramente un problema, perché il traffico, non solo il traffico, ma anche la qualità delle strade, le strade dissestate, le rotonde, credo sia un bel problema quello, non credo sia facile sconfingerlo. Quindi è un modo di arrendersi questo, perché però diciamo che non è colpa vostra delle gare e forse neanche degli utenti, le macchine, forse le autorità competenti dovrebbero capire queste cose, che non si può lasciare le strade in certe condizioni e comunque come dire, privilegiare sempre chi va col motore invece che chi va a pedali. Questa purtroppo è una lotta che facciamo da anni per quello che riguarda l'informazione su quello che è quelle che sono le gare ciclistiche. E purtroppo diciamo, la federazione non ci dà una mano, perché qui ci vorrebbe che l'alta federazione potesse intraprendere un percorso con il CONI, con le televisioni, l'informazione, con l'inserimento nelle scuole guide, ma mi sembra si stia bloccando questo meccanismo e non si sta andando avanti. Vedremo un pochino il da farsi, ma sicuramente per noi sarà un problema poter continuare ad organizzare e a garantire anche una forma di sicurezza. Diciamo che la colpa non è nostra, ora la responsabilità ricade tutta sull'organizzatore. L'organizzatore purtroppo deve prevedere quello che sono le strade, che sono i pericoli, salvaguardare gli atleti, ed è sicuramente un meccanismo molto ma molto duro. Luciano Tallini, confermato alla guida del Comitato Provinciale di Pistoia del Federciclismo anche per il prossimo quadriennio. Io l'anno scorso siamo sentiti diverse volte, ti ho intervistato diverse volte e tu avevi manifestato l'intenzione di dire ma molto probabilmente non mi ripresenterò. Poi ecco, il gioco forza, io posso dire per quello che ti conosco e per quello che sentivo in giro c'era stato molto apprezzamento per quello che avevi fatto, e poi forse le cose sono andate un po' diversamente, voi speravate di trovare anche persone nuove e così via, però nonostante questo penso che questa tua conferma sotto sotto ti faccia piacere, non è un peso. No, non è un peso, mi fa piacere di aver riconfermato la fiducia da parte delle società. Io volevo lasciare il Comitato Provinciale nel migliore dei modi, volevo che ci fosse una continuità, ma al momento che avevo deciso di abbandonare rimaneva una persona sola, un vuoto, o 1 o 2 sole nel Comitato, e questo mi sarebbe dispiaciuto. Allora ho optato per avere la conferma e spero di aver trovato un paio di persone che ci danno una mano, cioè, Dio l'aiuti Andrea che è un giovane e io credo nei giovani, perché è il futuro di tutto, è il futuro, sono i giovani. E poi abbiamo preso come segretario aggiunto Renzoni Mauro, che è anche una persona che è disponibile, è una persona che
è in pensione e ha una grande passione per il ciclismo. Completano il comitato, ormai diciamo tutti i nomi. Sì, c'è Pagni e poi c'è Spadi Domizio, ormai anche lui ha fermato, e Fontanella Luigi. Bene, ecco, a questo punto bisogna parlare un po' di futuro, perché bisogna sempre guardare al futuro, ma questi 4 anni cosa si può fare per rivitalizzare un po' tutto il movimento? Perché qui sono società che smettono, certo non è colpa vostra, è colpa, i killer sono il traffico e i costi diventati esagerati e anche le responsabilità, mettiamocelo pure, quindi dedicarsi al ciclismo, cioè non è che anche se a uno piace quello come sport, poi sono questi muri da scalare. È proprio così, sono la gestione economica in primo luogo. Poi ci sono certe situazioni anche finanziarie sul fatto con il fisco, la lotta con il fisco, le responsabilità che ha un presidente. Tanto è vero che ieri sera c'è stata una riunione a Firenze con il presidente, con Ciattini, e sono venute fuori insomma delle cose un po' brutte nei confronti delle società sportive ciclistiche. Sembra anche in altre società, però sembra che siano un po' state prese di mira, mentre insomma quello che fanno è tutto volontariato, non c'è nessuno che si mette qualcosa in tasca, anzi quando arrivi in fondo all'anno penso che anche un presidente non ci sia un presidente che guadagna qualcosa. Però Luciano, devo dire, queste cose l'ho vissute anch'io, nel senso abbiamo visto tante case anche nel passato, forse in passato c'è stato chi ha tirato troppo la corda, che poi sono stati anche degli scandali che hanno nuociuto un po' a tutta questa situazione. Sì, c'è stato anche quello, però sono dei contrasti fra SIA e l'Agenzia delle Entrate, che non c'è una convivenza, cioè fanno cose diverse. L'Agenzia delle Entrate di Pistoia si comporta diversamente dall'Agenzia delle Entrate di Prato e di Firenze. Insomma, queste sono cose che purtroppo non va bene per lo sport, per il nostro sport che è esclusivamente dilettantistico, uno sport che non è senza scopo di lucro. Speriamo che queste cose si risolvino. Io spero che si riprenda qualcosa, il prossimo anno credo, perché dal 1998, prima del 2000, che ho sempre cercato di avere un ciclodromo in provincia. Ci siamo riusciti ancora, lo ciclodromo è pronto, però manca la palazzina per gli spogliatoi. Oggi c'è stata l'asta, spero che sia andata a buon fine e che quanto prima cominciano i lavori e a fine anno spero di poter usufruire di questo bellissimo ciclodromo, che fra l'altro sarà un bene, sarà il motivo di far viaggiare su queste cose in piena sicurezza i bambini in particolar modo, e allora penso che ci sia una ricrescita da parte del settore giovanile. Questo è un tuo pallino, se vogliamo, ormai da anni, ma sei condiviso, diciamo, condividono il tuo sforzo, tutte le società, tutti gli addetti ai lavori. A proposito di società, ecco, siamo per festeggiare stasera questa festa del ciclismo pistoiese. Ecco, com'è andato il 2016 nei tuoi giudizi per questi ragazzi? Maglie tricolori, c'è stata una delle belle vittorie. Vuoi citare qualcosa, come movimento nel suo insieme? Io dico che stasera doveva essere la serata dei calendari, si doveva fare i calendari. Ci abbiamo abbinato questa festa perché abbiamo riconosciuto che purtroppo con la nostra felicità, perché con il nostro apprezzamento, tante società pistoiesi, insomma siamo raggiunti col team Ballerini e Mattia Bevilacqua ci ha riportato la maglia tricolore. Sono dei campioni da campionati toscani, 2 maglie di campionato toscano, una di ciclocross e l'altro in pista con Innocenti. Insomma, sono risultati che non sempre toccano. Io mi sentivo un po' in colpa se non avessi fatto questo. Ho voluto riconoscere alle società meritevoli, che sono state tutte meritevoli nella provincia, perché chi ha organizzato nel migliore dei modi, chi ha fatto attività l'ha fatta nel migliore dei modi, perché i ragazzi si sono impegnati e si è cercato di dare un piccolo premio, un piccolo riconoscimento a tutti.